David si fase su palaz de città di David, e al prontam puest palarche di Dio, e tira su ne tende. Allora David al dise, per portare l'arche di Dio, non deca i leviz, perché che il Signore io ha scelto loro per portare l'arche del Signore e per essi sempre al suo servizio. David acclama d'ogni tutto Israele in Gerusalemme per trasportare l'arche del Signore tal luogo che aveva prontato. David acclama d'ogni i figli di Aaron e i Leviz. Dai figli di Keat, Uriel il prim, cui si è 120 fradis. Dai figli di Merari, Asaie il prim, cui si è 220 fradis. Dai figli di Gerson, Joel il prim, cui si è 130 fradis. Dai figli di Elisafan, Semaie il prim, cui si è 200 fradis. Dai figli di Hebron, Eliel il prim, cui si è 80 fradis. Dai figli di Uziel, Aminadab il prim, cui si è 110 fradis. David acclamai predis Zadok e Ebiatar, e i Leviz Uriel, Asaie, Joel, Semaie, Eliel e Aminadab. E urdise, quatri so seisi sorestans des fameis dai Leviz. Smondeaisi, voaltri sei vostri fradis. Po o trasportareis l'arche dal Signor, Dio d'Israel, dal luogo che io gli hai prontato. Perché che la prima volta voaltri noieris e il Signor, nostro Dio, si inrabbia con noi, perché non lo avevi interpellato come calleve. I predis e i leviz si smondearono per trasportare l'arche dal Signor Dio d'Israele. I figli dei leviz alzarono l'arche di Dio sui loro spalis, mediante stangis come calveve ordinato Mosè da urde paraule dal Signore. David urdise ai sorestanti dei leviz di mandare i loro fradis, i cantori con strumenti de musiche, con arpis, con citaris e con covertoris, perché alzando la loro voce affasessero sentire il loro scrio di gionde. I leviz addestinarono Eman, figlio di Joel, Asaf, un dei suoi fradis, figlio di Berechie, e dai figli di Merari, loro fradis, Etan, figlio di Cusaie. Con loro erano anche i loro fradis in seconde, Zaccarie, Uziel, Semiramot, Echiel, Uni, Eliel, Benaia, Maaseie, Matatie, Elifel, Micneie, Obed-edom e Jeiel, Quartonirs. I cantori Eman, Asaf e Etan adopravano covertoris di bronzo per loro sonor pluiviv. Zaccarie, Uziel, Semiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maaseie e Benaia suonavano l'arpe sotto voce. Matatie, Elifel, Micneie, Obed-edom, Jeiel, Azarie suonavano sull'ottave per dare in tono. Kenanie, sorestando dai Leviz, al comandava il trasporto, perché aveva pratiche. Berechie e il cane facevano di quartonirs d'ogni dall'arche. I predis, Sebanie, Josafat, Netaneel, Amasaie, Zaccarie, Benaia, Eliezer, suonavano gli strombis denando dall'arche di Dio. Obed-edom e Jechiel facevano di quartonirs d'ogni dall'arche. David, gli anziani di Israele e i sorestanti di Miars si inviarono con gionde a trasportare l'arche dal pad del Signore de chiese di Obed-edom. Mediante il Signore al secondava i leviz che portavano l'arche dal pad del Signore, a sacrificare 7 manzuts e 7 rocs.
David aveva intorno una mantelline di fil e compagni tutti i levizi che portavano l'archie, i cantors e che Nanie che comandava il trasporto. David aveva anche l'efod di fil. Tutto Israele accompagnava l'archie dal pad del Signore con scriui, col sul dal cuar, con trombis e con covertoris, suonant, arpis e citaris. Quando l'archie dal pad del Signore è arrivata a città di David, Mical, figlia di Saul, chialando dal barcon, e viodè che ballava e che saltava, e tal socur lo spresea.